Un ragazzo e una ragazza, entrambi di 17 anni, sono morti in un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada statale 118, la Corleonese Agrigentina, fra Agrigento e Raffatali, in territorio di Joppolo Giancaxio. Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni 3 giorni fa, e Martina Laimo, entrambi residenti a Raffatali, erano in sella a un Aprilia 125 che, per cause ancora da chiarire, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione di Raffatali, coordinati dal comando della compagnia della città agrigentina. La città è sotto shock, siamo increduli e fortemente scossi per la tragedia che ha devastato la nostra piccola comunità. Nessuno di noi riesce a darsi pace per questa disgrazia. Ci uniamo al dolore e alla disperazione delle famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Laimo, due ragazzi di 17 anni, nel fiore della loro vita, due figli di Raffatali. Così ha detto, mentre si trova a Roma, il sindaco di Raffatali Silvio Cuffaro. I due ragazzi stavano tornando da scuola da Agrigento, ha spiegato il primo cittadino. Pioveva anche a dirotto e hanno perso il controllo della moto. Cuffaro, senza alcuna esitazione, ha già deciso: sarà lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati, non si sa ancora quando, i funerali dei due adolescenti di Raffatali. È l'unico modo, continua Cuffaro, per stringerci concretamente accanto alle famiglie. Sono persone che conosciamo e stimiamo tutti.